Il mancato pagamento di un credito di 76.000 euro da parte di una società di raccolta rifiuti mette a rischio l'esistenza di Legambiente Padova, che ha lanciato un appello per una sottoscrizione pubblica con l'obiettivo di raccogliere almeno 33.000 euro. Legambiente Padova infatti non è mai stata pagata dalla società Padova 3 Territorio Rifiuti Ecologia SRL, società controllata da un consorzio di oltre 50 comuni che nel 2017 è fallita, lasciando un buco di 30 milioni di euro. Per Padova 3 Legambiente aveva realizzato le attività dello sportello Energia nella Bassa Padovana, con punti informativi dove i cittadini potevano recarsi per avere informazioni su risparmio energetico, energie rinnovabili e incentivi collegati. Con parte di quei 76.000 euro che attendeva da Padova 3, Legambiente doveva pagare alcuni fornitori, tra cui una società di consulenza che si è rivolta quindi ai giudici ottenendo un'ingiunzione per 33.000 euro, cifra che al momento non è nelle disponibilità dell'associazione. Per questo Legambiente ha avviato una raccolta fondi per evitare la chiusura dell'associazione e poter proseguire nell'iniziativa di tutela e di promozione dell'ambiente che la vedono impegnata a Padova da quasi 40 anni.